Mercoledì 11 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi argomenti interessantissimi, agricoltura, lavoro e aree interne. Sentiremo quali sono le richieste del sindacato, poi un libro sulle donne e il vino. E ancora a Catania il progetto di riqualificazione di San Cristoforo che diventa concreto. Le nostre storie, innanzitutto l'omicidio al CEP di Palermo, la pista seguita dagli investigatori è quella del regolamento di conti nel mondo degli spacciatori di droga. Placido Barrile, di 34 anni, pregiudicato, è stato ucciso con 5 colpi di pistola. È stato trovato in auto con ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa, adagiato sul sedile della sua Smart ferma in via Paladini nel quartiere CEP. È morto così a Palermo Placido Barrile, 34 anni, noto alle forze dell'ordine, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto dal fratello che ha lanciato l'allarme. L'auto era parcheggiata davanti alla quinta circoscrizione a pochi passi dal murales dedicato a Totò Schillaci. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito i familiari della vittima nel tentativo di risalire agli autori e quindi al movente. Già acquisiti filmati dei numerosi sistemi di videosorveglianza della zona. Placido Barrile nel 2014 era stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. Secondo le accuse, insieme ad un 27enne, aveva colpito con calci e pugni un passante in via Arrigo Boito per rubargli un borsello ed un braccialetto in oro. È il secondo omicidio a Palermo in poche ore. E infatti restiamo a Palermo per parlare dell'altro delitto che secondo gli investigatori non è un delitto di impeto ma un omicidio volontario. Cioè gli investigatori non credono all'aggressione sessuale come movente dell'omicidio di Pietro De Luca. A convincerli ulteriormente sarebbero state le analisi sull'arma del delitto. Vediamo. Non un omicidio di impeto, ma volontario, e non c'è dimostrazione alcuna dell'aggressione sessuale raccontata dal sedicenne reo confesso del delitto. Crescono i dubbi degli inquirenti sul movente dell'omicidio di Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, ucciso nella sua casa di via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. A insinuare questi ulteriori dubbi sulla versione fornita dal giovane, attualmente ristretto nel carcere del Malaspina di Palermo, gli accertamenti sull'arma del delitto, un tubo metallico con il quale il ragazzo avrebbe fracassato il cranio della vittima. Il minore dice di averlo trovato sul posto, ma secondo gli investigatori invece lo portava con sé. L'assassino reo confesso poi ha parlato di 3 colpi, ma secondo i primi accertamenti invece avrebbe infierito sull'uomo più volte, anche quando era già a terra. Resta poi il buco di almeno 12 ore nel racconto. Pietro De Luca sarebbe morto venerdì mattina e il suo assassino racconta di essere rimasto col cadavere tutto il giorno prima di consegnarsi alla squadra mobile e confessare solo a mezzanotte, ma in quel lasso di tempo dal telefono della vittima ormai morta sono partiti SMS all'indirizzo della moglie. Tanti passaggi da chiarire che messi insieme formano un piccolo mistero intorno al movente che non sembra essere assolutamente l'aggressione sessuale raccontata dal minore. Adesso con Luca Ciliberti guardiamo insieme ai quotidiani di stamane su questi 2 delitti, gli sviluppi, le indagini. A te Luca. Allora Michele, ti faccio vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, il quotidiano di Palermo che in realtà titola, diciamo, a più ampio spettro, no? Eccolo qua, allo Zen, la legge del Kalashnikov, perché insomma sembra che insomma, ci sia un filo conduttore tra questi omicidi, queste azioni violente degli ultimi giorni. La questione dell'omicidio di De Luca, che ha in qualche modo anche un risvolto un po' più misterioso, è messa in pagina in questo box che titolato così: il sedicenne è arrivato con l'arma, si sgonfia la versione del delitto di impeto e delle avance sessuali. Però ovviamente tutto quello che diciamo in questo momento sta catalizzando l'attenzione sono appunto i morti, non solo i morti ammazzati, ma ovviamente anche diciamo le ritorsioni, le rimostranze che ci sono a colpi di Kalashnikov. Eccolo qua, la legge del Kalashnikov, questo è il titolo del quotidiano di Sicilia. Del Giornale di Sicilia, scusa. Di questo Luca abbiamo un servizio da rivedere insieme. Sì. Sono proprio i colpi di mitra dell'altra notte contro 2 attività commerciali, una macelleria e una pizzeria, proprio allo Zen, come diceva il collega. Vediamo.
Da Sferracavallo allo Zen, due quartieri diversi, una borgata marinara il primo, un quartiere dormitorio di case popolari il secondo, eppure entrambi ricadono dentro il medesimo mandamento mafioso, quello di Resuttana San Lorenzo, una circostanza da non sottovalutare. È proprio qui che i giovani di Cosa Nostra stanno imponendo il proprio predominio, ne sono convinti gli inquirenti e la notte di fuoco appena passata ne darebbe l'ennesima conferma. Ancora un mitra sovietico in azione, ancora una sventagliata di colpi di Kalashnikov, stavolta contro una macelleria e una pizzeria del quartiere Zen. L'intimidazione è avvenuta in piena notte in via Luigi Einaudi. È una sequenza infinita quella delle intimidazioni, iniziata a novembre scorso con le bottiglie incendiarie lasciate in 5 locali di Sferracavallo e continuata con colpi di mitra contro attività commerciali. Gli inquirenti hanno il video della sparatoria del 9 aprile contro un'auto rimessa di Tommaso Natale. Adesso stanno cercando le immagini anche della sparatoria di stanotte. La pista è quella del racket. Le armi usate invece riportano alla leggenda dell'arsenale segreto mai rinvenuto della famiglia Lo Piccolo. E adesso si muove anche la politica. Per gli esponenti di Fratelli d'Italia la situazione è inaccettabile e serve uno Stato che sia percepito come presente, mentre i 5 Stelle hanno chiesto al prefetto un posto di polizia aggiuntivo a Sferracavallo. Tentativi di riportare il sereno nella comunità della zona nord della città di Palermo che si sente sotto assedio. Ecco Luca, torniamo ancora lì a parlare dello Zen, che mi sembra piuttosto inquietante la situazione. Molto. Allora, cominciamo dalla Sicilia, proprio nelle pagine di Palermo. Intanto questi omicidi legati, secondo appunto la tesi degli investigatori, da droga e regolamento di conti tra clan. Quindi abbiamo parlato dell'omicidio del CEP, della sparatoria dell'altro giorno in via Montalbo, i 2 omicidi, il delitto di via Buonpensiero non convince la versione sedicenne, questo l'abbiamo detto. Però, eccolo qua, assalto allo Zen, vetrate distrutte col Kalashnikov. Esco da questa pagina per farti rivedere ancora il giornale Sicilia. Eccolo qua, perché questo è poi il vero racconto di oggi. La legge del Kalashnikov, 2 attività commerciali in poche ore distrutte, e poi abbiamo parlato del pregiudicato ucciso, ma questi i commenti sono, insomma, lasciano intendere quello che può essere la pista, no? Quel mitra misterioso che collega le periferie. Quindi si indaga per comprendere se questa è un'unica mano, come abbiamo detto anche noi altre volte. Ancora, la Gazzetta del Sud, racket e omicidi a Palermo, vige la legge del Kalashnikov. Ancora una volta quest'arma che diventa, come dire, ancora una volta simbolo della criminalità organizzata, della forza della criminalità organizzata. Il capoluogo della Sicilia precipitato in un'inquietante spirale di violenza che riporta alle guerre degli anni '80. Ancora colpi di fucile e di pistole contro gli esercizi commerciali. Stessa lettura, diciamo, con questo sfondo diciamo anche diciamo storico, lo rivediamo sulla Sicilia. Ritorniamo sulla pagina di Palermo, perché vedete anche sui social scoppia la protesta, no, dei cittadini di Palermo. Sembrano gli anni '80, ora ci sono troppe armi in giro, tempi bui che riportano alla mente la guerra di mafia degli anni '80 dal punto di vista degli effetti tragici degli agguati. La paura corre tra i commenti dei social, oggi è anche più palpabile, troppa gente a disposizione un'arma, impossibile fidarsi o affrontare discussioni, il rischio è troppo alto. Quindi diciamo, è palpabile, diciamo, questo disagio che c'è in città a Palermo, ma non solo, perché vedremo anche più avanti altre situazioni. Ma infatti hai ragione, perché il Kalashnikov spunta anche in provincia di Catania, a Palagonia. Corsa di cavalli clandestina, uomini armati appunto di Kalashnikov che sparano in aria. La criminalità non teme di mostrarsi e le immagini sono finite pure sui social, le vediamo. Cavalli spinti al galoppo tra le strade della provincia etnea, uomini armati di pistole e persino di Kalashnikov sparano in aria. Una criminalità sfrontata che non teme di mostrarsi, immagini shock che riportano indietro la Sicilia agli anni più bui della zoomafia. Siamo a Palagonia, nel catanese, dove secondo quanto denunciato dall'animalista Enrico Rizzi si sarebbe svolta qualche giorno fa l'ennesima competizione illegale organizzata nell'ombra della criminalità. A seguire la gara clandestina un gruppo di centauri armati, quasi a blindare il percorso, esplodono colpi d'arma da fuoco in aria, in un clima che, denuncia Rizzi, rappresenta una sfida aperta allo Stato. Un fenomeno che, nonostante sequestri, arresti e operazioni delle forze dell'ordine, continua a riaffacciarsi ciclicamente in Sicilia.
Dietro le corse clandestine, secondo gli investigatori e associazioni animaliste, un sistema fatto di scommesse illegali, intimidazioni e sfruttamento degli animali. Fa l'impressione, è vero Luca, le armi esibite così in aria, pistole, anche il Kalashnikov. Il purtroppo. Kalashnikov, allora, corsa clandestina di cavalli col Kalashnikov, lo troviamo anche, insomma, questo racconto all'interno delle pagine del quotidiano La Sicilia. Il video della competizione, le campagne calatine, è diventato virale, come detto denunciato dall'ambientalista, ovviamente immortalate queste gare clandestine, illegali, fuorilegge, è bene ricordarlo, però il cavallo diventa in qualche modo anche il simbolo, no, della criminalità organizzata, lo sottolinea anche l'articolo. Il cavallo per i boss mafiosi è uno status simbolo a Catania, è stato certificato anche da una relazione della Commissione nazionale sulle ecomafie, e a questo proposito diciamo, il pezzo, diciamo, a centropagina in alto è proprio questo: i poni costretti a trainare i calessi, blitz in 2 stalle a San Cristoforo, quindi ancora il cavallo protagonista. Ma non solo, si spara a Palermo, ma si spara anche a Catania, e lo vediamo qui in questa pagina che troviamo sempre sul quotidiano La Sicilia. Rissa e spari, quindi ancora qui possesso di armi da parte di giovani, di bande che girano la sera, la rissa e gli spari, il panico fuori dal locale, un proiettile colpisce alla gamba un 27enne. Siamo in via Zolfatai, nella zona della stazione di Catania, davanti a un noto locale di Catania. La lite è scoppiata fra 2 gruppi, uno di italiani e l'altro di stranieri, esclusi motivi razziali. Il ferito poi è stato ritrovato a San Marco. Beh, alleggeriamo un po' e passiamo a cose decisamente più allegre, familiari. La corsa di Corri Catania, in 20.000 erano ieri a questa corsa camminata nel centro storico della città. In atti di partenza anche il sindaco Trentino, il vice sindaco Pesce, 3 partecipanti, tantissime famiglie, e questa volta con i loro cari animali che non c'entrano niente con i pony che abbiamo visto poco fa. Vediamo. Bambini, anziani, intere famiglie, sportivi con cani al seguito. Qui l'importante non è vincere, ma è partecipare. Oltre 20.000 persone hanno preso parte alla 18ª edizione della Corri Catania, la tradizionale corsa camminata trasformata in una festa collettiva nel nome dello sport, del divertimento e dell'impegno sociale. L'inno di Mameli prima dello start, ai nastri di partenza in via Etnea, il sindaco Trantino, il suo vice Pesce, la Marina Militare e l'esercito dei partecipanti. 5 chilometri di circuito cittadino ed arrivo in Piazza Duomo. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stata dura quest'anno. La bombola d'ossigeno dove l'ha lasciata? A casa. Credo di essere stato il primo dell'Arnas Garibaldi ad essere arrivato, non vedo nessun altro. Quest'anno è inferiore il percorso come chilometraggio. Meglio. No. Ne vuole fare di più? Sì. E poi faccio un altro giro. Ora la faccio. Dall'Argentina al Perù è un evento che non conosce confini. Sono argentino ma abito a Messina. Ma fai la Corri Catania o la Corri Buenos Aires? Ho fatto la Corre Buenos Aires e anche qua la Corre Catania. Da dove vieni? De Perù. È benissima la sensazione, questo appuntamento che abbiamo fatto, è tutto a posto. È stata una bella esperienza e anche una bella soddisfazione. In generale è stata una bella esperienza. L'entusiasmo dei giovani e la pazienza dei papà. Oggi è la festa della mamma, quindi io mi riposo e le fatiche sono del papà. Ho corso così, ma soprattutto lui mi superava, non riuscivo a starci dietro. Papà con la sorellina addosso, ma così ti piace vincere facile a te? Troppo facile vincere per me. Ma chi è più stanco, tu o il papà? Papà. Devo dire che i giovani hanno vinto. In gara anche i 4 zampe. E ha la lingua di fuori come il cane. Peggio. Vediamo la lingua di fuori. Per riprendersi dalle fatiche è d'obbligo un arancino. E quindi adesso ci ricarichiamo. Beh, bellissimo davvero, questa è la Sicilia che noi amiamo naturalmente. Luca, a te la parola Ti adesso. faccio vedere la foto con il titolo, diciamo, che ha dedicato oggi alla Corri Catania, il quotidiano di Catania, La Sicilia, Corri Catania, la carica dei 24.000. E ricordiamo che poi diciamo, tutta la raccolta, diciamo, delle iscrizioni, dei fondi di questa Corri Catania viene devoluta in beneficenza. I fondi quest'anno sono andati all'ambulatorio Timmi dell'ospedale Garibaldi di Catania. Siamo già alla 18ª edizione di questa Corri Catania ed è sempre più partecipata, anche perché si svolge poi su più giorni. Ieri, diciamo, l'evento clou, ovviamente la corsa camminata, però nei giorni precedenti ci sono anche iniziative, spettacoli, insomma tutto all'interno del centro storico per diciamo, raccontare una città, diciamo, che diciamo, ha anche uno spirito positivo.
Vai pure avanti con allora, i restiamo quotidiani quindi siciliani. sulla prima pagina del quotidiano Sicilia di Catania, la prima pagina di Catania. Abbiamo visto la sparatoria, eccola qua, in via Zolfatari, la rissa poi la sparatoria, poi ci sono tante notizie di cronaca che riguardano la città e la provincia, che troviamo tutte all'interno del tomo, compresa appunto, come abbiamo visto, la corsa clandestina di cavalli. Poi tante notizie appunto dalla provincia. Un paio di notizie che riguardano la città, San Cristoforo, i patti educativi per il quartiere che raddoppiano. Questa mattina appunto saranno presentati tutti gli appuntamenti per risanare il quartiere. Poi documentario, 7 giorni in moto con gli agenti di polizia. Essere un agente delle pattuglie motociclistiche della Polizia di Stato significa affrontare pericoli ogni giorno e tanta fatica, tutto letteralmente sempre di corsa e senza guardare l'orologio. Quindi un videomaker ha raccontato, diciamo, la settimana degli agenti della Nibbio, della questura di Catania. Insomma, viene raccontato sul giornale anche questo. Andiamo a vedere invece la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Eccolo qua, tutte notizie, come ormai avviene da un po', di cronaca nazionale ed internazionale, il caso Garlasco, sulle nuove accuse a Sempio, il piano di pace proposto dagli Stati Uniti all'Iran è rifiutato, anzi proposto dall'Iran agli Stati Uniti, rifiutato dagli Stati Uniti, quindi Trump che si diciamo, adira e dice totalmente inaccettabile. E poi ancora l'antivirus, sbarcati dopo 40 giorni i passeggeri della nave, l'Odissea finita, adesso vedremo cosa succederà, qualcuno è già in quarantena. Tutte queste notizie ovviamente le troveremo più avanti nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali, però ti faccio vedere di spalla due notizie che in qualche modo hanno un commento e che abbiamo commentato anche noi, diciamo, raccontandole. I giovani violenti a Palermo e anche a Catania, parla la criminologa Bruzzone, dice oggi i giovani non hanno più punti di riferimento, droga e regolamento di conti, diciamo, poi dettano la linea. E poi i cani sciolti di Catania che girano armati. Su questo ti faccio vedere un bel articolo in pagina, all'interno delle pagine del quotidiano, nelle pagine appunto regionali, quei carusi dei clan che girano armati. Nei quartieri ci sono covi di arsenali micidiali e per risparmiare c'è chi acquista le pistole a salve modificate. Cosa da pazzi, quindi, insomma, c'è anche un giro come dire, di armi clandestine modificate, quindi non solo quelle, diciamo, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, quelle rubate, diciamo, con la matricola a brasa. Giovani pistoleri, Bruzzone, non hanno punti di riferimento, l'abbiamo visto, meno attrezzati di prima, mancano gli strumenti per affrontare le difficoltà. E poi ancora, diciamo, sempre sui giovani, tante notizie che ovviamente arrivano anche da altre parti d'Italia, quindi non è un fenomeno isolato, diciamo, ristretto alla Sicilia. Guardate qua, guarda una ragazzina, questo è successo a Napoli, ha coltellato un 14enne e poi violentata in casa a Venezia. Insomma, quindi sempre giovani protagonisti dei racconti di oggi. Andiamo a vedere invece di nuovo la prima pagina del giornale Sicilia con le altre notizie. L'incidente a Ribera, è morto un ristoratore ieri. Domenico Smeraglia era in sella alla sua moto, si è scontrato su un'auto. E poi ieri rivelazioni di Report, un nuovo pentito parla degli spostamenti di Matteo Messina Denaro, che andò a Verona per fare affari sull'eolico. Questo, insomma, nuovo risvolto, diciamo, sui racconti che riguardano Matteo Messina Denaro. Poi tanto sport, come sempre sul giornale Sicilia in prima pagina, il racconto della Serie A che si avvicina all'epilogo, ma soprattutto si centra l'attenzione sul Palermo che prepara i playoff e quindi con i giocatori, insomma, che si stanno preparando alla prima sfida. Il Palermo è in corsa per conquistare la Serie A. Questo è il giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, sempre nella prima pagina le notizie che riguardano Palermo le abbiamo già lette, poi le notizie di politica internazionale e nazionale, queste le vedremo più avanti. Questa però è la notizia, insomma, che sta girando oggi, no? Il terremoto al Ministero della Cultura, con Giuli che ha fatto fuori, insomma, il suo staff.
E poi Messina invece con la Gazzetta del Sud racconta la disfatta proprio della squadra messinese che retrocede, insomma perde la categoria. Il Messina tocca il punto più basso nei play-out di Serie D, quindi insomma perdono e vanno in eccellenza, quindi retrocessi in eccellenza. E quindi non è un buon momento per il calcio messinese. Vediamo dentro però che succede. Allora, il racconto della violenza nella città ostaggio dei Kalashnikov lo troviamo sempre nelle cronache regionali del Gazzetta del Sud. Scusate. C'è però questa notizia di spalla che diciamo, fa un po' riflettere, no? È un altro aspetto, un'altra lettura di quello che sta accadendo. Il papà di Lino Celesia, che è il calciatore, diciamo, l'ex calciatore ucciso sempre a Palermo in un regolamento di conti, dice ora basta, fermiamo questa guerra, quindi parla il padre che ha perso il figlio, dobbiamo combattere questa criminalità, non se ne può più, sembra di essere in guerra, ed è questa la sensazione, diciamo, diffusa che circola proprio in queste ore, in questi giorni, dopo gli ultimi fatti di Palermo, perché non si riesce a dare una spiegazione a questa escalation di violenza che non si è più fermata proprio dal 2023, da quando è stato ucciso questo Lino Celesia. Siamo sconvolti tutti, al di là del legame di parentela, sono tutti i ragazzi del quartiere, è allucinante che ancora oggi si muoia così, non so cosa stia accadendo ai più giovani, sembrano tutti fusi. Quindi proprio parole, diciamo, che testimoniano la perdita di controllo. Cambiamo argomento perché ieri è arrivata una notizia diciamo, stangata sui collegamenti per le isole minori. Le corse ministeriali, quindi secondo la società, quindi la Caronte Tourist, una scelta inevitabile a causa del mancato completamento della procedura di riequilibrio in vigore dal 15 maggio, già si annunciano conseguenze dirompenti a carico dei turisti e dei pendolari, perché gli aumenti sono previsti tra il 50 e il 30%, diciamo tra il 30 e il 50%, eccolo qua, oscillerà. Vedete, un incremento generalizzato che oscillerà tra un minimo del 30% e un massimo del 50% rispetto ai prezzi attuali. Quindi insomma queste corse riguardano tutte le isole minori, ad eccezione del servizio regionale per le Pelagie, quindi Lampedusa e Linosa, che manterrà al momento il listino attuale. Questo è diciamo, un tema, una notizia, insomma, in un periodo certamente non facile per l'economia anche dell'isola. Andiamo a vedere in chiusura l'ultima pagina che riguarda appunto lo sport messinese, perché in effetti diciamo, mentre il Palermo lotta per la Serie A e il Catania lotta per risalire in Serie C, l'altra grande città, la terza città metropolitana, perde invece la sua categoria e quindi la sciagurata retrocessione della CR Messina, facile terreno di campagna elettorale, perché la lettura qui è appunto che in una città che sta andando al voto, diciamo, il tema della squadra di calcio risulta sempre così materia di interesse, ma soprattutto di facile veicolazione dei contenuti poi della campagna elettorale. Basile, il sindaco uscente, dall'amarezza di oggi deve nascere la forza del domani. Scurria, lo sfidante, un fallimento, il calcio va rimesso al centro dei programmi del comune. E poi Russo, la candidata di centro-sinistra, una ferita profonda, ci colpano anche le giunte precedenti. Quindi vedi, anche questo, anche il calcio diventa materia di scontro politico. Inevitabile alla vigilia delle elezioni. Allora, adesso invece che è lunedì andiamo a dare un'occhiata in diretta al traffico di Catania. Cominciamo, questo è il Tondo Gioeni, direi per essere le 8:30, insomma, è piuttosto scorrevole, tranquillo. Qui questa è via Vincenzo Giuffrida, fiumi di macchine che stanno per entrare nel centro della città. Ma anche qui, insomma, mi sembra una situazione tutto sommato regolare per un lunedì. Quello è un semaforo pedonale, è ovvio che si forma un assembramento, ma già si sta sciogliendo. Questa è la circonvallazione vista dall'alto, vedete, direzione, diciamo, per modo di dire, direzione verso il mare, ma in realtà anche verso il centro. Cioè, il traffico intenso, ma scorre, non ci sono particolari guai come altre volte. Questa è la neve si è ormai quasi del tutto dissolta, però ancora ce n'è un pochino, ma è sporca naturalmente dei vapori che vengono emessi nel corso delle ultime ore. E poi ancora
Taormina, bellissima come sempre, sullo sfondo lettera, sul lato sinistro un mare calmo, tranquillo, fantastico. Bene, facciamo una breve pausa e poi arriveremo con ancora Luca Ciriberti a dare un'occhiata, a sfogliare i quotidiani nazionali, è vero? A dopo, buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e benvenuti a chi ci vede da adesso. Tra pochissimo parleremo di agricoltura, lavoro, aree interne della nostra regione con Enzo Sabarino, che è segretario della UIL Agroalimentari della Sicilia. Ma adesso di nuovo linea e tutto, quotidiani a Luca Ciriberti per i nazionali. Grazie Michele. Allora, 3 argomenti diciamo, nel racconto dei quotidiani di oggi. Il primo è il piano respinto diciamo, dall'Iran, il piano diciamo, di pace respinto dall'Iran verso gli Stati Uniti, diciamo, il piano degli Stati Uniti, quindi il piano di Donald Trump che diciamo, poteva mettere fine in qualche modo, sempre a favore ovviamente in questo caso degli Stati Uniti, come è logico immaginare. E poi l'antivirus, un altro racconto insomma, che sta preoccupando in realtà tutto il mondo, perché sì, diciamo, il ricordo è sempre, diciamo, il filo diretto è sempre col Covid. E ancora il terremoto al Ministero della Cultura. Allora, vediamo tutto nelle pagine dei quotidiani. Partiamo col Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano. Trump-Iran, nuova rottura, come abbiamo già detto. La risposta al piano di Teheran, diciamo la risposta di Teheran al piano degli Stati Uniti per la tregua, dice il tycoon, quindi Donald Trump, è inaccettabile. Il regime avverte Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz reagiremo. E Israele: la guerra non finisce. Israele, diciamo, in questo caso sta giocando davvero la partita allo scontro. Poi, vedete, antivirus, eccolo qua, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus a Tenerife, tute, mascherine e paura. Un francese è positivo, 4 italiani sono in quarantena, ma sono a casa, sono asintomatici, sono a casa. E poi ancora, eccolo qua, Giuli, il ministro, va allo scontro. Questo è un tema tutto politico che troveremo anche ovviamente sui quotidiani politici, e fa fuori il suo staff con tutto quello che ne consegue, perché insomma nel suo staff c'erano insomma personaggi molto vicini a Giorgia Meloni, la sorella, Fazzolari, insomma tutti personaggi insomma che fatti fuori hanno irritato un po' i vertici del governo. E Garlasco, ancora nuove tracce, Stasi dice, parla ai PM, dice non parlo di avance sulle nuove tracce. Insomma è un tema ovviamente questo che da 20 anni sta condizionando il racconto della giudiziaria, insomma di questo caso veramente misterioso che non trova pace, la povera ragazza soprattutto morta 20 anni fa. Andiamo a vedere la Repubblica, eccolo qua, l'antivirus in taglio alto fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E poi la foto è sempre quella, vedete, e poi lo strappo di Giuli diventa l'apertura del quotidiano La Repubblica. Azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, 2 funzionari di Aria e di Fratelli d'Italia, quello che dicevamo prima. Il caso dei fondi negati al docufilm su Regeni sembra essere, diciamo, la scintilla che ha fatto scoppiare poi il caso. L'ira di Palazzo Chigi, il ministro dice o io o loro, quindi lo strappo, diciamo, in questo caso è un titolo molto corretto. Regolamento di conti in un ministero che poi, Michele, non ha avuto pace questo Ministero per la Cultura nel corso di questo governo. Prima il caso del sottosegretario Sgarbi, poi c'è stato il ministro San Giuliano, adesso il ministro Giuli. Insomma è un ministero, diciamo, che in qualche modo, diciamo, non riesce a trovare la giusta quadra, diciamo, la giusta velocità per diciamo, portare risultati al governo. Gli scandali, ecco qua, il Ministero degli Scandali e dei Veleni nell'analisi di Bei sul quotidiano La Repubblica. Anche qui poi troviamo di spalla le questioni che riguardano la politica internazionale, la diplomazia internazionale. Teheran agli Stati Uniti, stop alla guerra, Trump è una presa in giro inaccettabile. Vediamo adesso La Stampa.
Iran, Stati Uniti, pace in frantumi, sì di Teheran al piano americano, ma non c'è l'uranio. L'ira di Trump, inaccettabile, finiranno di ridere, quindi insomma in qualche modo lo scontro si acuisce. Poi la cancel culture di Giuli, caso Regeni, il ministro licenzia Dubighi dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. Quindi queste sono le due notizie principali, poi troviamo in pagina anche ovviamente le notizie che riguardano l'antivirus. C'è una notizia però che adesso vedremo anche sui quotidiani, diciamo, romani, perché sta succedendo questo: le ronde nere che stanno in qualche modo agitando anche il racconto di questi giorni. Cosa sono queste ronde nere? Adesso le vedremo. Sono le ronde che in qualche modo sono state organizzate e che hanno causato, diciamo, delle risse, sono stati picchiati clochard e extracomunitari nella zona della stazione Termini a Roma. Quindi da là, diciamo, parte un movimento in qualche modo sta agitando il racconto. Lo vediamo negli altri quotidiani che adesso vi faremo vedere, diciamo, più avanti. Intanto andiamo sul Messaggero, proprio il quotidiano di Roma, che parla in apertura a Iran e Russia tra minacce e bluff, quindi i conflitti nel pantano. Qui c'è un'apertura, un racconto un po' più largo, un po' più ampio di quello che sta succedendo a livello internazionale. No al piano degli Stati Uniti, sarebbe sottomissione. E poi Putin invece cambia versione sull'Ucraina, dice vinceremo, perché in questo momento sembra che insomma, il racconto, diciamo, degli analisti internazionali è esattamente quello contrario che racconta Putin, cioè la Russia sembra subire, insomma, i contrattacchi dell'Ucraina, e quindi la risposta di Putin ai suoi è vinceremo, quindi insomma sta ancora scaldando gli animi dei suoi Putin, perché non vuole fermarsi. Poi tante altre notizie che abbiamo visto in pagina. Andiamo a vedere i quotidiani politici che partono dal Giornale. La bomba sulla pace, quindi la trattativa sul Medio Oriente, quindi anche il Giornale, che è un quotidiano, diciamo, che normalmente apre con la politica, sceglie di aprire con la trattativa saltata sul Medio Oriente. È sintomatico questo, perché insomma è il racconto anche diciamo, di un fallimento degli altri governi, cioè no, dell'Unione Europea, in questo caso anche dell'Italia, che non riescono a legare le diplomazie. Teheran risponde a Washington, ma non cede sull'uranio. Trump ci prendono in giro, ma ora non rideranno il punto più. È quello proprio, l'uranio arricchito. Esattamente, chiaramente. il tema è quello, che è sempre detto, poi Trump l'ha sempre detto, il pericolo appunto è il nucleare. Poi il business delle COP sulle cremazioni, così la sinistra fa i soldi, qui c'è l'accusa immancabile ogni giorno, diciamo, da parte di un quotidiano centrodestra all'altra parte del centrosinistra. Il caso qual è? A Bologna fiumi di denaro privati che sfruttano i defunti. L'opposizione dice devono chiarire questo, e poi Giulio ovviamente fa piazza pulita e licenzia 2 dirigenti. Vediamo Libero, il ritorno del partito della patrimoniale, questo è un altro quotidiano di centrodestra, Libero, che attacca la sinistra, l'amore della sinistra per le tasse, quindi il partito della patrimoniale, PD e AVS, passando per il Movimento 5 Stelle, il Campolargo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. Poi come salvare le vacanze, insomma qui ci si interroga, magari oggi non abbiamo tempo per vederlo, però ci si interroga sugli aumenti del costo dei carburanti, dell'inflazione, insomma le vacanze adesso che sono praticamente alle porte diventano come dire, rischiosissime diciamo, da affrontare per le famiglie italiane. E queste sono poi le altre notizie. Guardate qui anche una notizia che riguarda lo spettacolo che riesce diciamo, ad avere anche una connotazione politica. Questo è il figlio di Gassman, Leo Gassman, quindi il nipote del famoso Vittorio Gassman, alla gogna perché osa cantare per Fratelli d'Italia, quindi insomma lui che diciamo, non si è mai professato di destra. Andiamo a vedere la Verità, Garlasco, tutto quello che non torna, quindi tutto quello che c'è diciamo, sulle novità del delitto di Garlasco. Poi Giuri ha azzerato lo staff del Ministero, il Quirinale ne sa qualcosa, si chiede Paragone sul quotidiano di Belpietro. E ancora invece il Fatto Quotidiano ritorna sulla questione Minetti, la grazia ricevuta, e qui diciamo, c'è un elemento in più che diciamo, condisce questo racconto. Minetti non è cambiata, è
ecco, cosa ho visto? Ai party con le escort, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Il caso è sempre quello, lei, l'organizzatrice delle cene eleganti, adesso sta con Cipriani, che vivono in Uruguay, il ranch, il famoso ranch, eccetera, eccetera. Diciamo, questo è il racconto di la massaggiatrice che ha visto come viveva Nicole Minetti. All'interno faccio vedere qualche pagina così velocemente perché cerchiamo di capire cosa succede con Antivirus, che è quello che insomma sta un po' così mettendo in agitazione tutte le popolazioni, noi compresi, perché non sappiamo intanto cosa sia questo Antivirus, e poi ritorna, come abbiamo detto, sempre lo spauracchio del Covid. Anche allora ci dissero non arriverà mai, non ci saranno contagi, e poi ci siamo ritrovati chiusi. Quindi però, diciamo, secondo gli esperti non dovrebbe essere così. Senza sintomi, 4 vigilati in Italia, gli accertamenti sui loro contatti, i passeggeri del volo sono in isolamento fiduciario, arriva una circolare alle regioni, quali sono gli stati coinvolti, cioè quelli che erano a bordo, cioè i passeggeri che erano a bordo, dove provenivano a bordo di questa nave. E praticamente diciamo da buona parte dell'Europa, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Canada e dall'Argentina. Che cosa è successo? Diciamo, la contagiosità è bassa e qui non è arrivato, appunto dicono gli esperti, i responsabili del Ministero, non sarà un'altra pandemia, come abbiamo detto, il Covid era totalmente diverso. Questa è Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute. Ci fidiamo ovviamente perché non possiamo fare altro, no? Ancora a chiudere, faccio vedere sempre su Cambiamo Quotidiano, sulla questione che riguarda il Ministero della Cultura, eccolo qua, Giuli Silura mezzo staff, qui siamo su Repubblica, che lo racconta con una connotazione più politica, tensioni sul caso Regeni, revocati il capo della segreteria tecnica e l'assistente del ministro, pesano le scelte sui fondi del docufilm. Renzi che attacca, non ha mai avuto simpatia il ministro della cultura, proprio Matteo Renzi, dice lo licenzi se stesso, cioè se ne vada. E questi sono i due protagonisti, eccolo qua. Merlino, capo della segreteria tecnica del ministro, uomo di Fazzolari, quindi uomo di fiducia di Giorgia Meloni, e Elena Proietti, ex segretaria particolare del ministro, si dice legatissima invece alla sorella di Giorgia Meloni, Arianna Meloni. Da qui nasce il grande caso. Ingombrante Merlino, quell'ombra di Fratelli d'Italia, sul collegio romano il dirigente proviene dall'ufficio studi del partito guidato dal sottosegretario, quindi insomma è un nome di peso di fatto, quindi è una scelta politica quella di mandarli a casa, si poteva gestire in maniera differente. Ci fermiamo qui, poi alla fine vediamo qualche altra sfaccettatura. Grazie Luca, facciamo una breve pausa e poi, come vi avevo già annunciato, parleremo di agricoltura in Sicilia con il segretario generale della UIL Agroalimentari Sicilia, Enzo Sabarino. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo il nostro ospite, il primo di questa mattinata, Enzo Sabarino, che è segretario generale della UIL Agroalimentari. Tra l'altro è stato nominato da poco al vertice di questa federazione, complimenti. Grazie. Lei però da tempo si è occupato di agricoltura, vero? Assieme a Nino Marino sono stato il segretario organizzativo per circa 2 tornate congressuali, cioè vale a dire quasi 10 anni. Beh, quindi è uno veramente esperto, e con lui parliamo proprio di agricoltura, di lavoro e di aree interne, perché voi concepite l'agricoltura non come qualcosa, agricoltura e forestazione, non come qualcosa di residuale, termine orribile ma che si usa ormai molto, ma in realtà come volano di sviluppo. Allora, noi consideriamo che partiamo dallo spopolamento delle aree interne. Come ho già detto durante il congresso, noi rischiamo da qui a 10 anni ad avere intere comunità, soprattutto nelle zone centrali della Sicilia, mi riferisco alle zone ennesi, quelle di Caltanissette, a parte delle zone dell'Agrigentino, che rischiano lo spopolamento, cioè rischiamo di chiudere completamente i paesi. Noi riteniamo che con l'agricoltura e la forestazione possiamo incentivare i giovani a rimanere per investire nel proprio futuro e rimanere nelle proprie
proprie terre, perché guardi, il fenomeno a cui stiamo assistendo non è soltanto che i giovani vanno via in cerca di occupazione, ma i giovani li seguono anche i genitori, perché considerati i costi della vita, che sono naturalmente maggiori rispetto a quelli che vivono, quello che si vive nel meridione, automaticamente sono costretti a non poter pagare poi la babysitter o gli asilo, a portarsi anche i genitori. E mentre noi prima nelle case vedevamo affittasi, oggi vediamo vendesi. Vendesi, che è una cosa drammatica. Qual è la contromisura? Allora, la contromisura è quella che dobbiamo incentivare l'agricoltura e la forestazione. Partiamo dalla forestazione. Noi riteniamo che per la forestazione ci voglia una legge organica del settore, perché anche questo comparto, se non c'è una legge organica, rischia di scomparire. Noi ad oggi abbiamo nella regione siciliana meno di 15.000 lavoratori che da qui a 7 anni abbiamo stimato che scompariranno completamente. Pertanto se non si fa 15.000 che sono tutti over 61-62 anni. Perché non c'è un ricambio? Dato che non c'è un ricambio perché i contingenti sono bloccati, se noi da qui a un anno non immettiamo linfa nuova, cioè giovani che possono contribuire al servizio antincendio ma anche a manutendere l'azienda, automaticamente noi da qui a 7 anni non avremo più lavoratori forestali. Per fare questo occorre una legge organica di settore, perché quella che abbiamo in atto, che è la legge 16, la legge organica e poi la legge 14, non prevede nuova immissione di manodopera. Noi abbiamo bisogno di linfa nuova per continuare a manutendere i boschi e a rinvoltire i servizi antincendio. Questa è forestazione. Agricoltura? Allora, l'agricoltura noi riteniamo che ai giovani dobbiamo offrire quella capacità di investire sul nostro territorio. Dobbiamo sconfiggere la piaga del caporalato. Questo è un fenomeno sulla quale anche il mio predecessore Nino Marino ha lottato molto, ma è una piaga sociale che ancora viviamo sulle nostre spalle. Noi riteniamo che abbattendo questa piaga sociale possibilmente incentiviamo, e con i contributi che potrebbe mettere a disposizione la comunità europea e anche le regioni, i giovani potrebbero vedere un'attrattiva nel mondo agricolo. E sconfiggere il caporalato e forme di lavoro irregolare necessita di che cosa? Maggiori controlli? No, non solo necessita maggiori controlli, ma qui sappiamo che sfondiamo, voglio dire, una porta già abbastanza aperta, che è quella degli organici dell'ispettorato del lavoro che ormai sono al lumicino, per la quale noi ci auguriamo che al più presto arrivino nuovi ispettori di lavoro affinché si possa sconfiggere anche questo fenomeno. Ma il fenomeno non si combatte soltanto con i controlli, si combatte anche attraverso servizi agli immigrati. Per servizi che cosa noi riteniamo? Per togliere questa manodopera dalle mani dei caporali noi dobbiamo creare per esempio servizi di trasporto che prendono questi lavoratori e li portano direttamente nei campi. Dobbiamo creare moduli abitativi sulla quale la mia organizzazione, ma assieme anche alle altre, perché poi parleremo anche degli EBAT, noi dobbiamo creare moduli abitativi all'interno delle aziende affinché questi lavoratori non abbiano il raccordo per quanto riguarda la gestione dell'incrocio domanda-offerta con i caporali che sono all'esterno. Essendo allocati all'interno dell'azienda anche soltanto nelle campagne stagionali, potrebbero essere utilizzati dai datori di lavoro e vivere in maniera dignitosa. Voi parlate di un ruolo a cui attribuite importanza agli enti bilaterali. Di che si tratta? Allora, gli enti bilaterali sono, le organizzazioni sono degli enti che danno servizi al mondo agricolo, che sono composti dalle organizzazioni datoriali, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, e dalle organizzazioni di categoria che sono FLAI, FAI e WILA. Lavorano quindi naturalmente i sindacati di settore, sindacati. Per capirlo. Infatti noi allora, gli EBAT che sono presenti in tutte le province d'Italia, li dobbiamo coinvolgere perché devono lavorare anche sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. E non solo, intercettando la domanda e offerta di lavoro noi abbiamo le banche dati che tra di loro possono dialogare. Dialogando possiamo sapere il numero preciso dei lavoratori e lì possiamo intervenire, come dicevo prima, creando questi servizi che sono il trasporto, ma che possono essere anche i moduli abitativi. Certo. Ma non solo.
E quindi chiedete una serie di riforme alla regione siciliana. Noi alla regione siciliana in questo caso chiediamo il sostentamento. Veda, noi abbiamo già qualche anno fa, precisamente nel 2021, con un raccordo con la prefettura, a Cassibile, l'Ebat, a Cassibile già hanno sperimentato che c'era un vecchio ostello che diventò poi l'ostello dei lavoratori. Con un contributo che mise a disposizione il Ministero dell'Interno si costruì questo ostello dove venivano allocati i lavoratori immigrati che lavoravano per la stagionalità a Cassibile. Quella fu una bella esperienza dove 200 lavoratori furono tolti dai campi, dai ghetti chiamati in gergo, e furono portati all'interno di questo ostello a cui abbiamo dato dignità, che poi la mattina con i furgoncini messi a disposizione dalle amministrazioni comunali si recavano all'interno delle aziende. Noi riteniamo che il controllo passa anche attraverso queste cose, perché se non ne mettiamo questi piccoli elementi non riusciamo a censire quello che è il mercato del lavoro e quelle che sono le necessità. Sia l'abitazione che il trasporto dovrebbero essere pubblici a cura della regione? Dovrebbero essere pubblici naturalmente anche con i contributi che possono arrivare anche delle casse dagli EBAT che potrebbero mettere a disposizione di questi lavoratori. È chiaro che voglio dire, ma i contributi dovrebbero essere anche dei contributi regionali e dei contributi nazionali. Per quanto riguarda i moduli abitativi, noi abbiamo dei moduli già oggi sul PNRR che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di questi moduli abitativi e allocarli direttamente all'interno delle aziende. Vale a dire, ci sono dei fondi? Ci sono dei fondi che potrebbero essere messi a disposizione. Il problema è che dobbiamo assieme fare rete per capire dove poi devono essere piazzati questi moduli e come devono essere gestiti. Quindi in qualche modo, come dire, le emergenze antiche si possono risolvere con soluzioni nuove. Allora, è chiaro che questa è una parte delle soluzioni, poi abbiamo anche altri problemi, perché veda, il problema del caporalato parte dall'alto. Quando la grande distribuzione automaticamente impone i prezzi al ribasso al produttore, il produttore poi a sua volta scarica questo peso al lavoratore. Certo. Ed è una catena viziosa. La grande distribuzione non può abbattere i prezzi in questo modo. Da lì c'è il discorso del marchio etico di qualità, tutte cose che noi abbiamo cercato di mettere in campo, ma se il costo del ribasso si scarica sul piccolo produttore, il piccolo produttore automaticamente lo scarica sul lavoratore che a volte sono lavoratori in nero, a volte che sono lavoratori in grigio. Significa che non tutte le giornate che vengono lavorate vengono poi dichiarate, e noi riscontriamo a volte che abbiamo lavoratori che lavorano per 25 giornate in un mese, forse anche più, e automaticamente poi gli riscontriamo 6-7 giornate lavorative segnate, che sono quelle che poi sono quelle che servono per avere i contributi per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione. Per chiudere, Savarino, qual è la prima cosa secondo la UIL agroalimentari da fare? Allora, ci sono veramente tante cose. La prima noi riteniamo che sia la legge organica del settore forestale. Questa noi riteniamo che dia di fondamentale importanza e che entro l'anno o con questo governo comunque debba chiudersi. Abbiamo ascolto, abbiamo un'interlocuzione in corso con l'assessore San Martino. Su questo naturalmente incalzeremo il governo, perché noi vogliamo all'interno del 2026, perché piccoli passi sono stati fatti nell'anno in corso delle 23 giornate lavorative in più, però dobbiamo fare ancora la legge organica che serve per immettere nuova linfa e stabilizzare gli attuali lavoratori. Per quanto riguarda l'agricoltura vogliamo più controlli e vogliamo che ai lavoratori immigrati siano offerti servizi. Se lei considera che il 40% della manodopera agricola è manodopera di lavoratori che provengono dai paesi esteri, noi dobbiamo offrire a questi lavoratori servizi, perché se non offriamo servizi possibilmente anche loro ci abbandoneranno. Sì. Grazie, buon lavoro, perché ce ne avete da fare, e complimenti per il suo nuovo incarico. Grazie. Savarino, segretario generale, si chiama UILA, ma è la UIL degli agroalimentari. Allora facciamo una breve pausa e poi continueremo con i nostri ospiti. Avremo una collega giornalista che ci parlerà di vino e di donne, le donne del vino. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte delle regioni centro-meridionali. Nella giornata di lunedì, salvo per un po' di residua variabilità lungo il versante tirrenico. Instabile invece al nord, con piogge temporali, localmente anche di medio-forte intensità.
Sulla Sicilia sarà una giornata stabile ed assolata, con qualche velatura solo in transito e venti in prevalenza deboli con mari calmi o poco mossi. Temperature massime gradevoli con picchi che potranno toccare o andare anche oltre i 25-26 gradi. Nel corso della giornata di martedì, sempre sulla Sicilia, continuerà a splendere il sole. Qualche innocua nuvola solo di passaggio che non darà luogo a precipitazioni. Venti ancora in prevalenza deboli con mari da poco mossi fino a mossi ma solo al largo e temperature massime stabili. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo. Allora, io ho in mano qui il libro appena uscito, pubblicato dalla nostra ospite, Valeria Lopis, e che si intitola La Sicilia delle donne e del vino, figlie di una doc minore. Benvenuta, l'editrice è Cleos Press. Perché figlie di una doc minore? Buongiorno Michele, grazie. Ho voluto attingere al linguaggio del vino. Quando parliamo di una doc minore, nel vino parliamo di qualcosa di piccolo, sacro, importantissimo. Per cui ho voluto raccontare questa Sicilia ricca di unicità e di cose meravigliose da scoprire dal punto di vista enologico ma anche paesaggistico. E certo, quindi mette insieme paesaggio, lavoro, memoria, impresa. È un lavoro lungo questo, che è preparatorio. Quanto tempo ci hai messo? Beh, Michele, c'è dentro tutta la mia osservazione giornalistica, è un libro che attinge molto al reportage e più o meno 3 anni di giri, osservazioni, incontri, ascolti, interviste e poi ho cercato di condensare tutto dentro queste 144 pagine. Il tema è interessantissimo perché qual è la tesi? E poi la raccontiamo quasi tutti i giorni quando parliamo di vino, agricoltura. Le donne hanno cambiato questo mondo. Esattamente. Le donne hanno messo dentro in questi ultimi 10-15 anni un approccio nuovo, un approccio che ha a che fare con l'ascolto della materia prima, un approccio di cura, del prendersi cura sia dei territori ma anche delle relazioni che insistono nei territori, per cui stanno attivando delle possibilità, occupazione per i giovani, reinserimento per i nuovi giovani, iniziative economiche d'impresa in tantissimi modi, un po' diversi. Davvero? E a questo punto torno a chiederti perché il minore è un valore qua, doc minore. Esatto, hai colto perché? Nel segno. Minore è un valore perché la nostra realtà, la nostra isola è fatta tutte di piccolissimi borghi che in realtà si uniscono. Maurizio Lunetta, che ha curato una delle 2 introduzioni, mi regala un'immagine. La Sicilia è un'isola ma in realtà è un arcipelago di vigne, di donne, di uomini che fanno vino. La trovo meravigliosa perché sono tutte piccole realtà che cercano di unirsi. E che Sicilia viene fuori a questo proposito dalla tua indagine durata 3 anni? Beh, viene fuori una Sicilia fortemente vocata al vino, fortemente vocata all'accoglienza, che è un altro tema molto importante che crea occupazione ed economia. Una Sicilia molto bella da scoprire, abbiamo dei tesori che probabilmente neanche i siciliani conoscono a volte, per cui l'invito è andarli a scoprire e ho provato a tracciare un itinerario. Ma ho letto una cosa interessantissima, che il vino è anche una lingua. Assolutamente sì, il linguaggio del vino è un linguaggio a sé. Noi abbiamo tante parole che identificano delle circostanze precise, ma in realtà il linguaggio del vino è anche un linguaggio sociologico in questo modo, in un certo modo. Io credo molto che l'antropologia e la sociologia nel vino incidono tantissimo, infatti il titolo La Sicilia delle donne e poi del vino. Bellissimo. E poi il racconto non si limita alle produttrici, ma ci sono le enologhe, le agronome, le ricercatrici, le sommelier, le divulgatrici. Cioè un ventaglio straordinario di specializzazioni. Ho voluto raccontare queste professionalità che si sono formate proprio in questi anni. La donna c'è sempre stata dentro la filiera della vite. Il cambiamento importante che registriamo in questi ultimi 10-15 anni è che si è spostata e adesso ricopre ruoli importantissimi. Le manager, le divulgatrici, le giornaliste specializzate, non soltanto le produttrici ma le ricercatrici universitarie. Noi conosciamo, e anche dentro il libro c'è una
una professoressa, la professoressa Nicolosi del Dipartimento di 3A dell'Università di Catania, che è andata a cercare, pensa tu, nei vigneti uno per uno le vigne reliquia ed è andata a riportare in vita dei vecchi vini che adesso sono nuovamente vinificati, quindi è una cosa molto speciale. Quindi nuovi, ma in realtà nuovi, ma in realtà quasi molto antichi, e probabilmente, Michele, saranno la risposta nel prossimo futuro ai grandi stravolgimenti climatici che stiamo vivendo. Sì, è possibile, sembra che rispondano molto bene a questi bruschi impatti che stiamo avendo in questi anni riguardo al clima, e stiamo andando verso queste nuove vinificazioni, stiamo sperimentando. Hai accennato prima all'introduzione di Lunetta, Maurizio Lunetta, che descrive la Sicilia come un arcipelago di 24 denominazioni. Perché? Di che si tratta? Beh, le nostre denominazioni sono diciamo, i regolamenti che vanno a sancire la tipicità dei vini siciliani locali, area per area. Maurizio Lunetta è un grande tecnico, ha scritto molti disciplinari in Sicilia e non solo, e mi ha regalato questa immagine straordinaria di un arcipelago che un po' si muove, si avvicinano, la Sicilia che come ettari evitati si contrae, si restringe, si allarga, perché chiaramente dentro c'è tutta questa umanità che se ne occupa e se ne prende cura. Ma è fantastico questo. Come mai, posso chiederti, in copertina non hai messo una donna? Beh, la copertina l'ha elaborata la casa editrice, in particolare Elisa Costa. La mano della donna che versa... Esatto, hai colto perfettamente, che se ne prende cura, versa l'acqua. La cura, è vero? La cura. Questa è anche una... Però non è soltanto questo, abbiamo detto produzione, decisione, rischio, innovazione, no? Tradizione e futuro. Sì, ho voluto raccontare questa Sicilia che secondo me, scattando una fotografia, emerge una realtà molto diversa da quella che può apparentemente sembrare, perché c'è questa grande leadership femminile che parte dalle produzioni ma arriva anche nelle istituzioni, nelle associazioni, che sta facendo rete in un modo diverso e che ha inanellato delle sfide, alcune già vinte, altre in corso. E che attira le giovani generazioni delle tantissimo. donne, Il fare vino è sicuramente espressione creativa di una comunità, non soltanto individuale, per cui molti giovani restano o tornano con la scommessa di riuscire a raccontare qualcosa che appartiene non solo all'individualità, ma proprio al territorio, alla comunità a cui appartengono. Quindi c'è anche un fenomeno di relativo ritorno. È bello questo, bellissimo. Cito la restanza del professore Vito Teti, perché in qualche modo c'è questa voglia di rimanere inventandosi dei modi nuovi. Ma questo è fantastico. Allora, la Sicilia delle donne e del vino, figlie di una doc minore, dove minore non sta per inferiore, ma significa ben altro, è il lavoro di Valeria Lopis, l'edizione è Cleos Press, ed eccolo qua. Bene, è dedicato a tutte le donne. E soprattutto saranno le donne? Tantissime. Allora, le donne, io ne racconto una trentina. Le donne all'interno dell'Associazione Donne del Vino sono 126 adesso. Caspita. E il dato è in crescita, ha superato quasi il dato regionale della Lombardia, che storicamente è una regione che è molto importante dal punto di vista vitivinicolo. Più della Lombardia? Sì, fantastico. siamo in un momento, in una svolta epocale. Il libro è dedicato a tutte le donne, a tutti gli uomini che supportano le donne, e in particolare ho avuto la possibilità di parlare di Marisa Leo in questo libro. Ho voluto raccontare la sua sfida vinta nel vino, l'ho voluta raccontare non soltanto come figlia, mamma, amica, ma come professionista, perché mancava questo pezzettino di racconto, e quindi parte dei proventi del libro sostengono la Marisa Leo APS, che è attiva nel mondo della lotta alla violenza molto bello contro le anche donne. questo, naturalmente. Complimenti anche per questo a Valeria Lopis. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro allora. Grazie. La prossima volta che ti invitiamo, portaci però Va bene. Bene, con moderazione, ma l'ottimo vino siciliano lo possiamo promuovere. Grazie ancora. Breve pausa, poi dopo andremo a Catania, a San Cristoforo in diretta, dove sono in fase di partenza i lavori di riqualificazione con il progetto Caivano. State con noi, buongiorno Sicilia.
Eccoci di nuovo insieme, adesso andiamo a Catania in diretta, andiamo alla San Cristoforo dove stanno per partire o sono già in fase di realizzazione i progetti legati alla riqualificazione del quartiere. Si tratta di 21 milioni, che è una cifra consistente, ne abbiamo parlato anche al telegiornale. È il decreto Caivano cosiddetto, e adesso come vedete con il nostro Edoardo Sergi c'è l'assessore Luca San Giorgio che saluto, li saluto entrambi. A te la linea, Edoardo. Esatto Michele, ci troviamo in una posizione strategica perché siamo zona Tondicello della Playa e alle nostre spalle c'è quella che era l'ex Conceria, che è un edificio enorme in stato di grande abbandono, e questi 21 milioni, come dicevi bene tu Michele, serviranno per la riqualificazione. Alla nostra sinistra c'è una scuola e io chiedo proprio all'assessore cosa accadrà in questa zona, perché i lavori sono iniziati, li abbiamo appena visti e insomma sono cospicui. Sì, intanto buongiorno a tutti, buongiorno dottore Cucuzza e a tutti i telespettatori. Sì, è decreto Caivano, cosiddetto decreto Caivano, è un fondo di 21 milioni stanziati dal governo nazionale, che ovviamente non smetteremo mai di ringraziare, per un'opera di riqualificazione che definiamo prima di tutto sociale e poi anche urbana di un quartiere importante quale è quello di San Cristoforo, con tutta una serie di opere. Siamo qui all'ex Conceria, alle nostre spalle, che abbiamo come comune acquistato proprio per poterla riqualificare del tutto. Alla nostra sinistra c'è la scuola, la Dusmet, che verrà totalmente spostata qui nei nuovi locali che sorgeranno, dove appunto oggi c'è l'ex Conceria, che bonificheremo, smaltiremo tutto il materiale che c'è all'interno, e c'è tanto da bonificare. E qui offriremo, tra l'altro la scuola offrirà anche un'offerta formativa molto più ampia, perché poi sorgeranno anche asilo, scuola materna, elementari e media. E dove invece oggi sorge la scuola Dusmet, stiamo valutando se demolirla del tutto per poi creare da zero una nuova piazza, oppure svuotarla all'interno, demolirla solo in parte, svuotarla all'interno e poter ricavare alcuni locali che potrebbero essere ad esempio utilizzati per alcuni uffici dei nostri servizi sociali. Siamo in fase di valutazione insieme al sindaco e all'amministrazione comunale per capire qual è il progetto migliore. Sicuramente a brevissimo partiranno i lavori per l'ex Conceria, che di fatto sarà la nuova scuola del quartiere di San Cristoforo. Questa penso sia una cosa importante, le volevo chiedere proprio questo, cioè la scuola in un punto comunque caldo della città di Catania. Noi abbiamo anche delle immagini, può significare insomma riscatto per questi ragazzi, perché ci sarà anche una parte sportiva dove potersi allenare, come ha detto lei una scuola che è aperta non solo diciamo, alle medie o alle elementari, ma alle scuole superiori, sarà un vero e proprio centro dove i ragazzi si possono incontrare. Assolutamente, lo spazio c'è, è enorme, e quindi oltre alla scuola tra l'altro sorgeranno anche campi sportivi, sorgerà un teatro. Vogliamo fare in modo che appunto i progetti, e il progetto in particolare dell'ex Conceria con i fondi del decreto Caivano, sia un'opera, come dicevo, non solo di riqualificazione urbana ma proprio riqualificazione sociale, cioè dare la possibilità ai ragazzi di stare poco e il meno possibile per strada e quindi essere a rischio di intraprendere percorsi che conosciamo purtroppo bene, percorsi sbagliati, poter invece frequentare oltre la scuola anche degli spazi pomeridiani di aggregazione giovanile che possono diciamo essere molto importanti per il loro percorso di crescita. 21 milioni non solo in questa zona, ci sono tanti progetti, ce le vuole elencare qualcuno? Sì, abbiamo anche poi il largo Don Pino Puglisi a qualche centinaio di metri alle nostre spalle, una piazzetta, uno slargo, una piazza dove sorgerà un nuovo campo di calcio, lo stiamo riqualificando tutto. Poi ci sarà l'ex mercato coperto di Via Belfiore dove sorgerà, lo riqualifichiamo, sorgerà anche lì una scuola di arte e mestieri, sorgeranno proprio attività, luoghi per aggregazione giovanile, ci sarà anche la piazza delle Salette, la palestra delle Suore della Divina Provvidenza dove appunto riqualificheremo la palestra. Sono tutta una serie di progetti, 21 milioni che in tempi velocissimi, perché tra l'altro è anche importante dire questo, noi siamo con i tempi contingenti
contingentati e dettati dal commissario siciliano, che quasi ogni settimana è qui proprio per monitorare e per far sì che chiudiamo tutto nei tempi che appunto sono quelli del 31 dicembre 2027, dobbiamo chiudere tutti i lavori e quindi stiamo correndo proprio per far sì di rispettare questa tempistica. Michele? Meno di 2 anni ci sarà un'altra San Cristoforo, Assessore, è così? Sì, stiamo provando proprio a fare questo, dottor Guzza, stiamo provando a ridisegnare un quartiere con anche una ricucitura urbana per noi importante da un punto di vista sociale e di prospettive future soprattutto per i più giovani, per i ragazzi. Significa anche un buon anno. All'assessore una roadmap, perché... No, era solo Sì, per dire un buon anno importante anche per impedire tante partenze, perché forse anche da questo punto di vista è importante, no? Sì, ce lo siamo detti tra l'altro in occasione dell'inaugurazione, è venuto anche Sua Eccellenza l'Arcivescovo Renna, è venuto il prefetto, il questore, oltre ovviamente a tutta l'amministrazione comunale con il sindaco in testa. Qui c'è la volontà di far sì che fra un paio di anni di San Cristoforo non si parli solo per notizie di cronaca, ma possiamo dare la possibilità, oltre ai ragazzi come dicevo prima, ma anche una possibilità a tutto il quartiere di rivalutarsi e riqualificarsi anche da un punto di vista turistico e quindi di rivalutazione anche di quello che è l'esistente. Io appunto, Assessore, le chiedevo una roadmap, i lavori qua sono partiti, la situazione all'interno della conceria è abbastanza comunque degradante, piena di spazzatura, topi. Cosa succederà e soprattutto anche negli altri luoghi, i cantieri sono già partiti? Sì, ad esempio in largo Don Pino Puglisi già i lavori sono partiti, a brevissimo partiranno anche i lavori qui nella scuola d'Usmet. Per quanto riguarda l'ex conceria, se non ricordo male, vado a memoria, ma fra 2 mesi al massimo avremo il progetto esecutivo, nel frattempo dobbiamo svuotarlo di tutto quello che c'è all'interno, spazzatura, materiali di risulta, dobbiamo bonificare, quindi smaltire tutto quello che c'è e poi fra altri 2 mesi, quindi nel giro di 4 mesi al massimo, partiranno i lavori. Tra l'altro questo edificio è stato acquistato penso un anno fa dal Comune di Catania per una cifra comunque abbastanza importante, però questo significa che il Comune ci tiene a questa zona, ci tiene a riqualificare San Cristoforo, il Tondicello della Playa. Poi parliamo molte volte di periferia, in verità questa è una zona centralissima di Catania, quella che era il vero centro di Catania fino a qualche anno fa, insomma zona aeroporto, quindi significa anche un po' abituare i turisti che arrivano qua a trovare una bella zona con insomma strutture, cose all'avanguardia. Confermo, dici bene Edoardo, perché il nostro intento è anche quello appunto di, come dicevo prima, ridare decoro e prestigio a un quartiere storico della nostra città, tra l'altro anche una porta d'ingresso per chi viene, come dicevi tu, sia dal porto ma anche dall'aeroporto. Stiamo anche intervenendo, questo è oggetto di riunioni imminenti che stiamo avendo in primis con il sindaco Trantino per tutto il piano viario attorno a quest'area, proprio perché intanto garantire una viabilità diciamo scorrevole nel momento in cui ci saranno i cantieri, quindi non creare fastidio agli automobilisti che transitano da questi luoghi. E poi una volta completati tutti i lavori dobbiamo anche immaginare tutto a contorno, tutto un contesto viario aggiornato in linea con le nuove opere. Ad esempio un tratto di strada qui verrà chiuso proprio perché vogliamo creare anche una piazza scolastica e quindi uno spazio anche all'esterno proprio per metterlo a disposizione della scuola, però al tempo stesso dobbiamo rimmaginare tutto un asse viario diverso proprio per, come dicevo prima, garantire anche da un punto di vista della viabilità meno fastidio possibile agli utenti e ai cittadini. Però, insomma Michele, quello che ci sentiamo dire è che Catania si muove perché tutta la zona del centro storico di Catania è in via di riqualificazione. Torneremo ovviamente qui a San Cristoforo ma anche a San Berillo, sappiamo che sono diverse le opere, ovviamente parliamo in questo caso di fondi del decreto Caivano, ma ci sono anche i fondi PON Metro. Le chiedo l'ultima per quanto mi riguarda, la parte viaria sarà proprio oggetto di fondi PON Metro o sempre di decreto Caivano? Come vi muoverete in quel senso con i fondi che insomma arrivano dall'Europa e sono tanti, sappiamo?
Caivano? No, sempre decreto Caivano, riusciremo a sfruttare una parte proprio per riammodernare e sistemare anche l'asset viario, e quindi così come anche l'acquisto dell'ex Conceria, come dicevi tu, lo abbiamo potuto fare con fondi ovviamente, quindi attingendo a una parte di quei 21 milioni, tra l'altro le richieste dei privati, questo non era un immobile di nostra proprietà, quindi di proprietà comunale, era una proprietà privata, ovviamente la richiesta era molto più alta, poi con una trattativa, grande forza di volontà da parte del sindaco, si è arrivati a una cifra di poco inferiore ai 200.000 euro per un'area enorme, quindi secondo me è stata fatta anche un'opera anche, diciamo, meritoria da questo punto di vista, economicamente e contabilmente, con poco meno di 200.000 euro l'abbiamo acquistata proprio per poterla gestire noi come vogliamo fare noi. Michele, a te. No, grazie, e volevo semplicemente sottolineare quindi che la nuova San Cristoforo avrà scuole, impianti sportivi, spazi pubblici, strutture comunali e nuovi servizi. Grazie ancora all'assessore San Giorgio, grazie a Edoardo Sergi, buon lavoro, in questo caso più che mai buon lavoro. Noi adesso passiamo ecco, bene, ci salutiamo così, passiamo a tutt'altro, ci occupiamo di stelle e affini. Oroscopo. Allora, Marco Amato, eccoti qua, splendido, splendente come il sole che hai al centro della tua maglia. Esattamente, buon inizio settimana Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, buon inizio di settimana a te. So che oggi prendi di mira un campione della canzone italiana, recentemente laureato. Dillo tu, va, dai. Ok, allora oggi è proprio di Sal da Vinci che vi voglio parlare, proprio perché gli occhi e i riflettori sono tutti puntati sul cantante di tradizione neomelodica partenopea all'Eurovision. Ebbene, Sal, tra critiche e grandi aspettative, si sta muovendo proprio per rappresentare l'Italia al festival, a Vienna in particolare, e il suo pezzo Per sempre sì, peraltro diventa un album pieno e con una raccolta di pezzi molto importanti che decollano proprio dal successo sanremese. Ebbene, Sal da Vinci è peraltro un ariete che ha avuto una subitanea ascesa, anche se di tradizione familiare. Il talento di famiglia, è figlio di un cantante e anche i suoi fratelli si occupano d'arte, decisamente molto elevata, ma l'Ariete, il suo segno zodiacale, ha proprio Nettuno, Saturno e Marte nel suo cielo zodiacale, quindi sono sicurissimo che con questa governance planetaria riuscirà assolutamente a capitanare, a rappresentare l'Italia e la canzone italiana in una maniera assolutamente eccezionale. E dal 12 maggio avrà a Vienna questo contest dell'Eurovision, ma una delle notizie più belle è che il 5 novembre al Metropolitan della raggiante Catania arriverà ad allietarci e andremo tutti a sentirlo. Quindi un ariete che vince assolutamente, e adesso, caro Sal, vinci per noi. Bene, cosa accade nello zodiaco oggi? L'accordo è tra Sole e Giove, un Sole in Toro e un Giove in Cancro che sembrano auspicare una grande espansione. Ariete, per voi è una giornata volta proprio alla quantificazione. Il Sole e Giove vi dicono che potete fare di più, e con tutti i pianeti che avete per adesso nel cielo non solo farete di più, ma sarete i numeri uno. Dateci dentro. Toro, splendido segno zodiacale, oggi è la giornata che vi vede protagonisti proprio perché la forza e l'energia solare sembrano andare d'accordo con Giove, che è la grande espansione, la fortuna, per cui oggi sorriderete al mondo e inizierete la settimana che vi cambia un po' la vita a livello quantomeno lavorativo e pratico. Gemelli, per voi oggi la bella Venere smette di fare la capricciosa e l'antipatica e si collega a Marte.
Quindi passione per voi gemelli e una nuova dialettica sociale all'insegna dell'amore. Cancro, anche voi segno protagonista della giornata, col sole che si congiunge a Giove, che ospitate nei vostri gradi. Periodo molto espansivo e espansionistico, per meglio dire, per voi, per cui oggi dovrete essere particolarmente ambiziosi e continuare per tutta la settimana. Leone, un po' perplessi dalle configurazioni zodiacali che tendono un po' a spiegarvi qualcosa di cui non vi fidate. Si sa che voi Leone avete comunque l'istinto dei gatti, dei felidi, i gatti da combattimento. Vergine, per voi è una giornata splendida, sole in trigono, Giove amico, cosa volete di più? In piena espansione, in piena soluzione di alcune problematiche che neanche vi sembra vero. Bilancia, per voi la giornata scorre assolutamente piena di grandi possibilità, ma dovete stare attenti e vagliare bene, non fidarvi subito di una soluzione che sembra facile. Il percorso è un po' più lungo. Scorpione, questo segno zodiacale oggi gode di un pianeta, ovvero Giove, fa da raccordo tra Sole e Mercurio e la sua energia, per cui lo Scorpione oggi inizia la settimana con grande ironia e con grande soddisfazione. Sagittario, Giove per voi parla moltissimo, il vostro pianeta, quindi ottimo per voi con l'accordo solare, però ricordate, non esistete solo voi, non siete troppo sovrastanti. Capricorno, una giornata splendida anche per voi, il sole di trigono e Giove, pur in opposizione, riesce a intrigare qualcosa per farvi sintetizzare un accordo importante. Acquario, per voi oggi è una giornata un po' urticante, proprio perché siete stanchi dei limiti altrui e probabilmente molti di voi diranno basta ad alcune cose che seguono, ne seguite forse un po' troppe. Pesci, per voi il sole e Giove sono splendidi e oggi è una giornata che vi aiuta a mettere a segno un progetto a cui tenevate tanto. Grande soddisfazione sia al lavoro che in famiglia. E detto questo, auguro a tutti uno splendido inizio settimana. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno Marco, buongiorno a te e adesso ancora con Luca, un'ultima occhiata ai quotidiani e poi chiudiamo. Sì, giusto qualche spunto di riflessione, Michele, prima di chiudere. Allora, avevamo parlato nella prima parte della rassegna stampa delle ronde nere, eccole qua. Eccole qua, le ronde nere a Roma, ne avevamo parlato, ci sono questi gruppi organizzati che in questi giorni hanno picchiato clochard e diciamo extracomunitari. L'ultima aggressione ai danni di stranieri e clochard a Roma, la Digos indaga sull'aumento di pestaggi organizzati di gruppi di estrema destra nella capitale, ma non solo, anche a Bologna e a Milano. Questo è anche frutto, insomma, in qualche modo di insicurezza diffusa e ovviamente anche di come dire, messaggi mediatici che passano ovviamente indiscriminatamente. Questo è un tema, diciamo che è un tema importante. Poi stiamo vivendo il periodo del caro energia, però insomma le accise, sconti agli sgoccioli, questo è il titolo sempre del quotidiano La Stampa, perché diciamo a metà maggio finiranno gli sconti, cioè il taglio delle accise decise dal governo che lo ha riproposto, ricordiamolo, in virtù di quello che sta succedendo a livello internazionale. Però che cosa succede? Il governo non ha più fondi per il bonus contro il caro energia. Se entro giugno l'Unione Europea non concederà una deroga sui conti, Meloni chiederà subito al Parlamento di sforare il deficit del 3%. Questa sembra una notizia, diciamo, di economia stretta e pura, ma in realtà qui si cambiano le regole dell'Unione Europea se dovesse andare avanti in questo senso. Ultima notizia, qui insomma so che ti stimolo anche diciamo nelle tue riflessioni personali. Restiamo su Garlasco. Oggi sul Corriere c'è una bella riflessione di Antonio Polito, che è ovviamente uno degli editorialisti di punta del Corriere della Sera, ed eccolo qua. Si parla di 20 anni di Garlasco, però che cosa succede? Il true crime, no? Il true crime, il male oscuro del populismo. Cioè in un'epoca vissuta all'insegna del populismo, del cercare nemici ovunque, eccolo qua che tutto il paese si ferma per parlare del caso Garlasco. Polito scrive, diciamo, non è una cosa nuova, cioè il true crime da Truman Capote, no? Da Carrer, insomma le storie maledette, insomma la letteratura è piena di questi riferimenti. Però che cosa succede? Guardate qua, lo scrive bene Polito.
Negli ultimi tempi succede qualcosa che assomiglia sempre più a un'ossessione nazionale, in grado perfino di oscurare l'interesse popolare di ben più gravi vicende, le guerre ad esempio. Può darsi che si tratti di un aspetto di quel più generale fenomeno definito populismo, che non è più una tendenza solo politica ma anche culturale e antropologica, cioè stiamo vivendo un'epoca che, chi lo sa, magari i libri di storia chiameranno gli anni del populismo. Dovremmo riflettere su questo, ma intanto, come dire, non possiamo non pensare alla vittima di tutto questo, questa bellissima fotografia della povera Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, come leggete, il 13 agosto del 2007. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Luca, grazie a tutti voi, ci rivediamo alle 13:30 con il telegiornale di Antenna Sicilia. Buona giornata, buon Sicilia.